Come tanti anni fa sul Monte Sinai Mosè aveva ricevuto i 10 comandamenti per il bene del suo popolo, anche noi abbiamo ricevuto dal governo le regole per il bene del nostro popolo in questo momento di coronavirus. Non siamo del Monte Sinai, siamo qua nel giardino di casa mia. Ma dai, non mi dite mai. E ora noi altri così vi ricordiamo, perché anche noi altri le ripassiamo sempre. Certo. Cioè, siamo qua che altra domenica, dal momento che si stoppa il decreto, noi altri siamo ancora qua a casa mia, e non si muovemo perché noi altri restiamo casa. E allora dai, che ripassiamo le regole. Innanzitutto lavarsi tanto I denti. ma se avete i dentieri tra l'altro vi altri, ma cosa vi... L'impianto. L'impianto, beh, bisogna lavarsi tanto le mani, sì, è vero. Parde sola, Come? Con l'acqua? con l'acqua calda, l'acqua tiepida va bene. anche manca calda e lavarla bene come se avesse le satte delle anarete, sa che ha tutto Tanta per schiuma. tanta e almeno per 20 secondi, ma almeno Ma no, portarli? Guarda, è il tempo più o meno della canzone Tanti auguri che ho provato. Proviamo Dai. tutti insieme, dai. Sì, dai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a tutti, tanti auguri a te. Sgorlare, ma attenti! Cosa? A non schissame e specchio che l'ho appena netato, come schissai scusa. tutto là, magari Ah, sì. Maria Bella. Dopo sugarsi le Si mani suga. dell'asciugamano e uscire. Bene. Se siamo in un bagno pubblico, Perché? roba che non dovrebbe essere perché se dovrei stare tutti Casa. ma metti caso che te succede, come ti va fuori dalla porta dopo che ti lavai in mano, come te versi a porta franca? Con maniglia? No! Che se no ti tocca tornare dentro lavate in mano un'altra volta, non te va più fuori da quel bagno, no. ti avversi col comio. Comio, Giusto. col Però comio. un'altra cosa importante da ricordare sempre, costantemente, è di stare a distanza degli altri almeno 1 metro. Meglio 3. Ecco, va bene, ecco così. Se per caso dovete tossire o starnutire e non avete il fazzolettino monouso, Male porteo. poi succede. Cosa si fa? Cosa si Cosa fa? si fa? Dove si tossisce? Si tossisce sul comio, ovvero il gomito. Fare vedere come si fa? Avanti! Eccola, vero? Dopo si lava maglietta, vero? Certo, stira. certo, e stare, ricordare sempre almeno 1 metro di distanza dagli altri. Meglio 3. E se per caso vi sentì poco, bene, intanto misurevi a freve 2 volte al giorno, ma se vi sentì, beh no, non stai star là a provare a freve, non stai andare al pronto soccorso, vero? No, stai a casa, c'è me e il vostro dottore. Ma per telefono. Ma- non darla da lui. No, e anche se vi sentì poco bene, mi raccomando, siate responsabili, stai a casa, sereni in casa, questo anche un po' per tutti, perché l'importante è stare casa e ricordarsi sempre di stare almeno 1 metro di distanza dagli altri. Meglio 3. Eccola. E poi si arrivano i pacchi dalla Cina, cosa si fa? Mandei in drio. No! Non si chiama mia, è il virus dal pacco, ti overti, ti tolgo quello che ti serve e dopo ti lavi le mani. E intanto ricordarsi sempre di stare almeno 1 metro di distanza dagli altri. Meglio 3. Eccoci qua. E poi gli animali, cari miei, in questo momento gli animali non vi attaccano niente, I puldi sì. No, potete coccolarli, carezzarli quando volete. Guarda qua il mio Adamino, guardalo, lui non mi attacca, non abbandolateli, mi raccomando. L'importante invece è stare almeno 1 metro di distanza dagli altri. Meglio 3. Eccolo là, ecco. E dopo, come si usa la mascherina? La qua. mascherina, fate vedere. Ecco qua. Pronta. Ecco. Guarda che... Allora guarda, mi arrangio. Guarda qua. Va bene. La mascherina. Questa qua. Eccola qua la mascherina. Come si usa la mascherina? Si mette qua su sulle orecchie. Eccola là così. Non si capisce niente, Silvana. Non si capisce? No. Allora, la mascherina
si mette su. E chi la mette? La mette chi ha qualcosa per non attaccarla agli altri. Che sta male? Certo, oppure se vai a fare assistenza a qualcuno che sta poco bene, che non rischi di attaccargli qualcosa. Se sei un operatore sociosanitario o se per caso sei uno che ha a che fare magari col pubblico, tipo i commessi, volete anche per proteggersi, per non infettare se c'è qualcosa in corso. Insomma, comunque l'importante è stare almeno 1 metro di distanza dagli altri. Meglio 3. Allora, e la spesa? La spesa, io ho capito che si può andare fuori per fare la spesa, ma no, tutti i giorni, no, 1 volta al giorno, si andrà 1 volta a settimana, se si fa a scorta, si butta un fià in freezer, un fià in dispensa, dai, capimo anche sti poveri commessi, sta gente, io temo a un fià, poretti, e comunque se proprio dovete andare a fare la spesa, mi raccomando, tenete almeno 1 metro di distanza dagli altri. Meglio 3. Eccolo. E comunque io vi ricordo una cosa, questo virus è un virus furbacchiotto, perché questo non ha le gambe sto virus. Allora cosa fa lui? E monta sua gente, su ti qualcuno, e va in giro così. E ora se ti non ti vuol dare la soddisfazione che il va in giro, cosa te deve fare? Te deve star casa!